Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed impegnati possa cambiare il mondo. In verità è l'unica cosa che è sempre accaduta. Ho scelto questo pensiero di un'antropologa statunitense perché si adatta perfettamente a questo momento. Stiamo vivendo una giornata storica per Follina, tutti insieme, tutti noi, Oggi possiamo festeggiare un cambiamento grande per la nostra piccola comunità. Il futuro della nostra gente e di questo territorio è nelle nostre mani e dipende proprio dalla coscienza e dall'impegno di tutti noi. Pertanto, buona giornata a tutti voi e benvenuti in questo luogo per una giornata davvero speciale. È un giorno storico per Follina, per il sindaco, per tutta l'amministrazione comunale che con me in questi 5 anni ha creduto per la realizzazione di questa opera importantissima, diciamo la più qualificante del nostro programma. È stato un impegno gravoso, però siamo riusciti a portarlo a termine grazie all'aiuto di tutti quanti. Questa era una struttura che non potevamo e non dovevamo lasciare andare in degrado perché ha rappresentato la storia dei follinesi, come hai detto tu, prima l'anificio, poi addirittura l'ospedale militare, poi addirittura la scuola, poi il collegio, e un amministratore deve tenere presente che qualsiasi opera storica deve essere salvaguardata nel migliore dei modi per tramandarla ai posteri. Qui siamo dinanzi ad una ristrutturazione di un palazzo storico, di un edificio storico che segna l'identità e la storia di una popolazione e di una comunità, e quindi è bellissimo che sia stato ristrutturato ed è stata un'opera veramente bella, ariosa, luminosa. Credo che sia una grandissima soddisfazione quando un primo cittadino inaugura un'opera pubblica. Inaugurare un municipio non è da tutti e quindi complimenti a Mario e alla sua giunta per questo bel traguardo che hanno raggiunto e per il nastro tagliato oggi. Va dato merito all'amministrazione comunale e al sindaco di questa opera che vediamo alle mie spalle. Quando un'amministrazione concretamente raggiunge gli obiettivi, credo che sia giusto premiarla e nel caso specifico venire nel momento dell'inaugurazione, proprio per dare ai cittadini la massima trasparenza di un'amministrazione che chiaramente sta dando risposte concrete e positive.
di un comune molto bello e molto ben curato, e anche la realizzazione di questo municipio è la riprova della cura che le amministrazioni hanno per quello che è il loro patrimonio artistico e culturale, in questo caso di archeologia industriale, ma che è anche un edificio altamente evocativo di quella che è le vicende storiche di questo comune, la guerra, prima ancora un opificio, poi la guerra e poi comunque un centro in cui sono svolte attività di carattere collettivo molto importanti.